Cari telespettatori, ben arrivati a un altro appuntamento alla scoperta dei prodotti del Veneto che ne caratterizzano il territorio, che sono veramente straordinari e unici e hanno ricevuto un riconoscimento emblematico, la DOP. Ci troviamo nel cuore dell'altopiano di Asiago, conosciuto anche come altopiano dei 7 comuni. Ad Asiago in modo particolare, alle mie spalle il riconoscimento simbolico, il sacrario militare. Da qui ci sposteremo per scoprire il formaggio di Asiago DOP, un riconoscimento ottenuto nel 1996. Qui attorno nell'altopiano c'è un territorio veramente unico nel suo genere, anche qui situazioni microclimatiche particolari, molto umido, verdeggiante, con specie arboree diverse, adatto al pascolo. Sin dal tempi del Medioevo vi sono tracce di produzioni di formaggio, un tempo ovino, poi col tempo trasformatosi in formaggio di latte bovino. Vi sono più di 100 malghe che conferiscono il proprio latte, un latte particolare perché fatto appunto di vacche che pascolano liberamente in queste zone, e vi sono circa più di 9.000 capi di bestiame che tranquillamente si possono scorgere nel periodo di primavera e anche di estate. Alcune si trovano anche durante la stagione invernale, neve naturalmente permettendo. 11.000 ettari a pascolo, una zona straordinaria che si trova proprio in quest'area a nord della regione del Veneto. Noi parleremo del formaggio Asiago, un formaggio che dal 1920 è diventato anche pressato, altrimenti si può ottenere di stagionature diverse, un formaggio d'allievo con una stagionatura recente, meno recente a seconda del periodo in cui viene tenuto in apposite celle appunto a stagionarsi. Ma quali sono le caratteristiche? Tutte dipendono naturalmente dal procedimento, dalla stagionatura, ma soprattutto da questo latte che è unico. Un formaggio imitato ovunque, ma quello DOP di Asiago originale si può ottenere solo con il latte delle mucche che pascolano in queste zone e che si nutrono in un certo modo, del tutto organico, seguendo rigidamente quelli che sono i disciplinari del consorzio del formaggio Asiago DOP. Noi allora adesso lasciamo questo cuore del centro di Asiago, ci spostiamo in un caseificio per scoprire la produzione e conoscendo direttamente gli artefici di questo lavoro. Allora, adesso mi trovo presso il caseificio Pennar, località Pennar nel cuore di Asiago. Questo caseificio fa parte dei caseifici che hanno aderito al consorzio Formaggio Asiago DOP. Noi vogliamo scoprire questo straordinario formaggio e la valenza di questo riconoscimento. Ricordiamo che si tratta di un formaggio di montagna. E allora, in questo luogo particolare di stagionatura, per semplificare i termini, vedete quante forme ci sono, oltre 11 metri di forme in una sala enorme, e poi attigue ve ne sono molte altre. Con il presidente Fiorenzo Rigoni, presidente del consorzio, nonché direttore anche del caseificio Pennar insieme ad altri caseifici, vediamo di capire e scoprire i segreti di questo che poi nella fattispecie concreta è un prodotto di montagna. Sì, assolutamente sì, la denominazione aggiuntiva prodotto della montagna è stata scelta dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago per primi fra tutte le DOP nazionali per valorizzare questo prodotto che viene fatto al di sopra dei 600 metri. Qui abbiamo una rintracciabilità di filiera che certifica che tutto avviene al di sopra dei 900 metri. Sopra i 900 metri, che cosa avviene? Abbiamo i pascoli, circa quante mucche, che tipo di mucche si trovano al pascolo e come avviene questa fase preliminare? Quindi partiamo proprio dagli animali. Sì, gli animali sono in prevalenza di razza bruno-alpina e pezzata rossa, che sono due razze molto rustiche. Questo permette di vivere in montagna e di saper vivere la montagna per questi animali che non hanno una grande quantità di latte, però eccellono in qualità. Ci sono diverse tipologie di formaggio Asiago, sappiamo che c'è quello più stagionato, quello meno stagionato. Quante sono le tipologie e che tempi richiedono di stagionatura? Quindi qui quanto tempo deve restare? Quale tipo di formaggio c'è qui? Allora, il formaggio Asiago si distingue
in due tipi completamente diversi. Ah, completamente diversi? Assolutamente sì. Abbiamo il fresco, che è un formaggio fatto a latte intero, e questo viene stagionato solo dai 20 ai 30 giorni. E poi abbiamo l'asiago stagionato, che può essere mezzano, vecchio o stravecchio. Questo viene stagionato minimo 6 mesi, poi il vecchio deve avere fino a 10 mesi, lo stravecchio dai 15 mesi in su. Ci racconti una cosa, lei dice al latte intero e poi sappiamo che esiste anche il latte crudo. Qual è la differenza e il latte intero che viene in qualche modo pastorizzato, cioè che lavorazione subisce il latte? Poi magari vediamo se riusciamo a vederlo. Si lavora al latte intero pastorizzato per il fresco, questo per le normative igienico-sanitarie, mentre per lo stagionato si lavora a latte crudo parzialmente scremato, e questo perché dopo i 60 giorni di stagionatura non ci sono più problemi di tipo igienico-sanitario. Ma il latte crudo che cosa sarebbe? Il latte crudo sarebbe il meglio del meglio, cioè un latte che non ha subito nessun trattamento termico e quindi conserva in sé tutte le caratteristiche del latte appena munto, quindi tutte le vitamine. Ricordiamo che il latte crudo prodotto in alpeggio ha una quantità di vitamina E, vitamina A e vitamina D importantissimi. E volevo chiederle un'altra cosa, qui vediamo delle forme, poi nella sala attigua ci sposteremo, sono di formato diverso. Questo che formaggio è, e anche il fatto che abbia dei timbri di un riconoscimento, quindi come facciamo a sapere anche quando ci rechiamo per l'acquisto che è una DOP e che ha dei fattori identificativi? Allora, questo è il formaggio asiago stagionato, è un mezzano nella fattispecie, e vediamo che ogni forma è contraddistinta da un suo numeretto. C'è scritto Asiago DOP, c'è il numero identificativo del caseificio, che qui in questo caso è Vicenza 102, e praticamente abbiamo questa menzione aggiuntiva prodotto della montagna, che è stata approvata sia a livello nazionale che a livello comunitario. Quindi di ogni forma noi conosciamo tutto, conosciamo da quali pascoli viene quel latte, da quali mucche, da quali allevatori. Ecco, perché è un formaggio particolare quello dell'Altopiano di Asiago? Quale situazione climatica, quali caratteristiche hanno le mucche che quindi si nutrono dei pascoli di questa zona? Sì, l'Altopiano di Asiago è probabilmente il territorio più vocato per la produzione casearia. Non conosciamo al mondo un territorio così. Ci sono circa 120 malghe tra private e pubbliche, una concentrazione che non troviamo neanche in tutta la Val d'Aosta, ad esempio. Quindi non esiste un territorio probabilmente così vocato, perché produciamo da sempre formaggi freschi, molto freschi, ma poi leggermente stagionati e stagionatissimi. C'è una gamma di prodotti che non si ha in nessunissima altra parte del mondo, questo assolutamente. Da quanto tempo? Da sempre, da sempre. Adesso quanti sono, diciamo così, le malghe che conferiscono e che producono un formaggio con questa certificazione DOP? Beh, con la DOP sono 7-8 malghe, mentre che trasformano formaggio in altopiano ci sono oltre 30 malghe. Le altre conferiscono il loro latte in caseifici come questo qua. Benissimo, allora adesso andiamo a scoprire qualche altra caratteristica di questo straordinario prodotto, sempre supportati dal Presidente.
Allora ci siamo spostati, dove ci troviamo adesso e cosa stiamo vedendo? Qui stiamo vedendo la prima fase dopo la trasformazione casearia. Quindi prima il latte che nella sala attigua viene conferito, poi? Allora il latte viene raccolto dalle autocisterne, portato in caseificio e trasformato. Qui siamo nella prima fase dopo la trasformazione casearia ed è la messa in stampo. Questi stampi, chiamati fasciere, che oggi sono in plastica ma una volta si usava il legno, danno proprio la forma al formaggio. Ecco perché formaggio si chiama così in lingua italiana, perché la cagliata messa in questi stampi prende la forma dello stampo. Quanto tempo devono restare in questa sala? La temperatura è nettamente diversa rispetto a prima, perché prima c'erano 10 gradi circa, faceva freddino, qui invece fa decisamente caldo. Quindi qual è la fase successiva? Allora questa è la primissima fase, la messa in forma, e poi si passa alla frescura. La frescura è più o meno la stessa temperatura del magazzino e lì il formaggio sosta per circa una giornata prima di andare in salamoia. In salamoia si ferma circa 6 giorni e lì avviene un processo di osmosi in cui entra il sale nel formaggio e fuoriesce ancora una parte di liquido, di siero, che se non uscisse manderebbe ad alterare praticamente la composizione del formaggio stesso. 6 giorni, dopo questi 6 giorni c'è una fase successiva? Sì, poi il formaggio è pronto per andare in sala di affinatura e restare per tutto un periodo minimo di 6 mesi nel nostro caso, fino anche a 3-4 anni. Formaggio straordinario. Abbiamo visto anche nelle immagini gli operatori che stanno facendo un asiago pressato. Che caratteristiche ha? Beh, abbiamo detto che si chiama pressato perché proprio questa cagliata viene pressata in apposite presse, ecco perché si chiama pressato. È un formaggio fatto al latte intero, pastorizzato e si assaggia, si può già mangiare quando ha 20 giorni. Nel prodotto della montagna si deve stagionare minimo 30 giorni e ha un sapore di burro, si sente proprio il profumo del burro e del latte fresco. Mentre per i formaggi più stagionati si va con gusti assolutamente più decisi, con sapori molto più decisi. Se pensiamo che nello stravecchio si sentono sentori di frutta secca, assolutamente, di frutti di bosco, si sentono le fragole, i mirtilli. Allora, sono sapori straordinari, noi vogliamo assaggiare anche questi formaggi, allora andiamo a vederli proprio terminati nella fase dove possono essere anche venduti, acquistati dal pubblico. Siamo arrivati alla fase conclusiva, quando il formaggio è pronto per essere degustato, venduto e degustato. E allora Luca, ringraziamo naturalmente il Presidente, ma Luca è fondamentale per aiutarci a capire quante tipologie ci sono e quali sono le tipologie di formaggio asiago DOP. Abbiamo 4 tipologie: l'asiago classico fresco dolce, l'asiago mezzano, asiago vecchio e asiago stravecchio. 4 formaggi pieni di sapore dell'altopiano. E allora non resta che assaggiarli. Io ringrazio i nostri interlocutori, ringrazio a voi di averci seguito e anche questo appuntamento si è chiuso in dolcezza.